Oggi presso Palazzo Celio di Rovigo la presentazione dell'evento Musiche e Parole per la Solidarietà organizzato dal comitato per quanto riguarda la sezione di Rovigo Palatucci, in particolare una 12ª cena di gala per scopo solidale. Siamo infatti con il presidente dell'Associazione Nazionale per la sezione di Rovigo, Flavio Ambrollini. Qual è appunto l'importanza di ribadire appunto questo evento per la solidarietà e soprattutto a chi è indirizzato? Allora, intanto grazie per lo spazio che ci date, perché riteniamo che la solidarietà debba essere conosciuta. Ecco, noi riteniamo questo evento molto importante, non a caso siamo alla 12ª edizione, perché c'è bisogno di aiuto in tanti settori. Ci rivolgiamo per la 12ª volta alla clinica di oncoematologia pediatrica dell'Università di Padova, una struttura che sta lavorando molto bene nella ricerca per sconfiggere le neoplasie ematiche in età pediatrico-adolescenziale, e quindi riteniamo che continuare su questa strada sia un qualcosa che fa onore alla città intera. Ecco, io ho l'onore di rappresentare l'associazione Giovanni Palatucci di Roma. Ci è cambiato da poco l'intestazione, quindi devo prenderci un po' la mano. Comunque il comitato è la parte pulsante, il cuore pulsante di questa sezione. Siamo tutti professionisti, pensionati, c'è di tutto, però tutti uniti dalla voglia, dalla gioia di donare qualcosa per chi sta soffrendo. Ecco, essere oggi testimoni che si può fare qualcosa contro l'indifferenza. Bisogna sconfiggere l'indifferenza, bisogna diffondere la conoscenza nel nome di un uomo. Come ha detto bene lei, è in corso la causa di beatificazione e dovrebbe essere, ci dicono, probabilmente a fine di quest'anno, primi dell'anno prossimo, dovrebbe uscire l'editto che confermerà questa cosa. Quindi speriamo di poterci rivedere qui e festeggiare questo evento. Ecco, quindi ringrazio preventivamente coloro i quali parteciperanno e speriamo di essere in tanti. Siamo insieme al presidente del Circolo di Rovigo, Paolo Avezzù, che durante appunto la serata presenterà anche un nuovo libro di Gianni Tessari, Lo Storione. Di cosa parla il libro e soprattutto anche un'occasione per presentarlo a tutti quanti arriveranno per la serata? L'iniziativa 12ª è appunto Musica e Parole per la solidarietà. Le parole sono quest'anno la presentazione del libro di Gianni Tessari, già direttore generale dell'ULSS, Lo Storione. È un libro breve, un racconto della sua vita da quando era bambino negli anni 50, di com'era la vita allora. È un racconto fatto alle sue nipotine, però è qualcosa che insegna anche a noi. L'abbiamo già presentato al Circolo di Rovigo e insieme con il presidente del comitato Palatucci Ambrollini abbiamo pensato che era una bella occasione presentarlo anche nella serata del 27 settembre, soprattutto perché tutto il ricavato dalla vendita del libro andrà per la finalità della serata. Quindi venite ad ascoltare anche la presentazione del libro.